10 ottobre, ben ritrovati a tutti con Focus TG, con l'appuntamento in diretta che vi terrà compagnia fino alle 13:30 per portare a casa vostra l'informazione dal Veneto, un'ampia pagina di cronaca anche oggi, poi insomma spazio come sempre ai nostri collegamenti in diretta. Saremo a Mestre dall'Aula Bunker, saremo a Padova, ma ci sarà spazio e tempo anche per l'attualità, per le nostre inchieste e per tanti Vox, tanti servizi dove raccoglieremo la voce dei cittadini per fungere da megafono, chiaramente legato a tematiche di stretta attualità, una su tutte il rincaro dei costi, le bollette sempre più salate e un Natale che si avvicina. In che modo? Luminarie sì, luminarie no, spese, regali di Natale sì, oppure sarà un periodo di festa di risparmio e di rinuncia? Insomma, ne parleremo nel corso di questo nostro lungo telegiornale fino appunto alle 13:30 in diretta. Adesso partiamo con la cronaca e torniamo sulla vicenda degli spari nella notte a Candelù di Macerata contro l'abitazione di una famiglia nomade. Paura tra i residenti, indagano sui fatti i carabinieri, si sospetta un regolamento di conti. Abbiamo sentito gli spari che sembravano all'inizio petardi, dopo ci siamo resi conto che era una pistola, insomma, ecco. E avete paura come vicini di casa, visto che abitate? No, un po' se sparano in casa, un po' di paura ce l'abbiamo sicuramente, sì. Avete visto i carabinieri ieri sera? Sì, sono passati i carabinieri, hanno fatto il sopralluogo, hanno trovato dei bossoli, sembra, sì, quelli che hanno sparato e basta, altre cose non ci sono. Un fatto mai avvenuto qua, immagino? No, mai avvenuto in questa zona finché così. Vicini nuovi, esperienze nuove. I pochi residenti della zona hanno avvertito nitidamente quegli spari, 2 per l'esattezza, come 2 sono i bossoli di calibro 380 ritrovati nell'immediatezza dai carabinieri, entrambi esplosi contro un'abitazione di Candelù sul confine tra Macerata e Breda, a circa un centinaio di metri dalla strada principale. Ad agire sarebbero stati in 2 incappucciati e armati. La famiglia di origine nomade, bersaglio del comando e che ha lanciato l'allarme subito dopo il fatto, è rimasta in casa per tutto il giorno. Dicono che fossero indirizzati a voi, le risulta? Ma non commenta. Non commenta? No. No, non vuole. No, perché prima di sapere chi è, dopo commenterò. Anche c'ho il Facebook di commentare. Lei non ha capito chi possa essere? No, non ho capito. Però c'hanno tutto in mano l'autorità. Di più non parlano di un regolamento di conti? No, può darsi ragazzi che può darsi, non so, guarda. Non si sa. Avete avuto paura? Ma che avevo paura? Di che? Sarà stato qualche drogato, qualche uno che tira, qualche uno ubriacone, che ne so io. A questo punto si indaga a 360 gradi anche per capire il movente con i bossoli repertati e inviati ai RIS di Parma, e se i diretti interessati tendono a minimizzare, i residenti sono intimoriti. Adesso speriamo che i carabinieri facciano le loro indagini e insomma così. Avete avuto paura? Oddio, insomma, è la prima volta, perché però insomma una pistola, insomma uno sparo ti fa un attimo pensare. Lo stesso comune di Macerata metterà a disposizione le immagini del sistema di videosorveglianza, diversi gli occhi elettronici che si trovano anche nel centro di Candelù, che potrebbero aiutare in questa fase. E torniamo a parlare anche della rapina a Casale sul Sile, ai danni del parroco. A parlare è proprio lui ai nostri microfoni, Don Daniele, che ieri è tornato regolarmente a dire messa. Don Daniele ci dice: ho semplicemente difeso la mia canonica. Le 2 donne arrestate, grazie all'aiuto dei parrocchiani, sono state denunciate anche per sostituzione di persona. Pensando che fossero soldi, come un pacco di buste, c'erano le lettere dei cresimandi, perché le prossime settimane abbiamo le cresime che scrivono al parroco, e credevano che fossero soldi, lettere piene di soldi, e le hanno portate via. E
però dopo coi carabinieri mi è stato restituito tutto. Non erano piene di contanti come immaginato, ma colme dei pensieri dei cresimandi le buste asportate dalla canonica di Casale sul Sile dalle 2 donne veneziane arrestate per rapina sul sagrato della chiesa grazie a una vera e propria azione collettiva. Sono le 5 del pomeriggio di sabato quando le due forzano con un piede di porco la porta d'ingresso dello stabile pensando che non ci fosse nessuno all'interno. Don Daniele invece, arrivato poco prima sul retro con la macchina elettrica e quindi senza fare rumore, le sorprende. Da qui la colluttazione con una delle due che inizialmente cerca di giustificarsi e chiede informazioni per un'eventuale cresima del figlio. Ho cercato di bloccarle, ho detto chiama i carabinieri, in quel momento hanno cercato di scappare dalla porta, lì mi hanno strattonato un attimo il braccio per togliermi la borsa che cercavo di trattenere, sono uscite di corsa, una anche inciampato. Grazie a Dio c'erano dei genitori. Genitori e catechiste che si trovano poco distante le bloccano definitivamente, seguono improperi e strattonamenti, pochi minuti e arrivano anche i carabinieri. Nelle scorse ore le due, entrambe cinquantenni, sono state denunciate inoltre per sostituzione di persona e false attestazioni. Si è scoperto che non erano incensurate come sembrava in un primo momento, ma anzi agivano con diversi alias. Non solo, entrambe, sempre per reati contro il patrimonio, avevano l'obbligo di dimora a Venezia. Insomma, ladre esperte e non improvvisate. Don Daniele dal canto suo ringrazia e minimizza la sua prontezza di riflessi. Non è il primo furto subito, dice, certo quello più concitato. Ho fatto quello che dovevo fare per difendere le cose, hanno restituito tutto. Il mio plauso va innanzitutto a Don Daniele perché è stato bravissimo a avere la prontezza di spirito nel fermare le due malviventi, ai genitori che erano fuori, ai cittadini che erano fuori che hanno dato subito una mano, quindi grande senso civico, e soprattutto ai carabinieri che sono arrivati nell'immediatezza e hanno assicurato queste malviventi alla giustizia, perché questo è importantissimo. Questi episodi possono accadere, ma ci deve essere una risposta immediata proprio per la tranquillità della comunità. La cronaca adesso ci porta a Schio, incidente nella notte, incidente stradale. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre la conducente di un'auto rimasta ferita. Schio, ancora un grave incidente sulla strada provinciale via Maranese nella notte poco dopo le 2. Un'auto è uscita fuori strada autonomamente. La conducente alla guida, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura carabolando sulla strada e finendo la sua corsa capovolta su un fianco. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare la donna rimasta ferita e incastrata nell'abitacolo prima di affidarla alle cure dei sanitari del SUEM che l'hanno trasportata al pronto soccorso. Intervenuti anche gli agenti di polizia locale che hanno deviato il traffico concludendo le operazioni verso le 3:30. Un'escursione sul Monte Baldo nel Vittoriese finisce in dramma, una 54enne in serie gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori. 54 anni di Campo San Piero, la donna era scivolata e ruzzolata tra gli alberi per una ventina di metri dalla cima del Monte Baldo tra Vittorio Veneto e Rivine Lago. L'allarme è scattato poco dopo le 8 del mattino. La 54enne aveva partecipato con altre persone a un'escursione naturalistica notturna e si trovava sotto la croce del monte quando è scivolata. Scattato l'allarme, una squadra del soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane ha raggiunto la donna che aveva fermato la sua caduta in una forcelletta. Sul posto, con 30 metri di verricello, sono stati quindi sbarcati equipe medica e tecnico di elisoccorso che hanno provveduto a prestare le prime cure urgenti viste le gravi condizioni per i numerosi traumi subiti nella caduta. Stabilizzata e imbarellata, l'escursionista è stata poi spostata in una zona aperta per agevolare il recupero, avvenuto sempre tramite il verricello. È stata trasportata all'ospedale di Treviso dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Sul posto anche un'ambulanza e i carabinieri. Svolta nelle indagini sulla rapina in villa a Padova dello scorso 18 agosto, individuata la banda, arrestato il capo. Si tratta di un 33enne moldavo, autore di altre 2 rapine nell'estate del 2020. Stava progettando un nuovo colpo. Dopo quasi 2 mesi dalla violenta rapina in villa dello scorso 18 agosto a Padova, ha un nome e un volto uno dei responsabili dell'assalto alla casa e del pestaggio di 2 anziani padovani. La squadra mobile ha arrestato Vladic Paicu, un 33enne moldavo residente in città, che è ritenuto essere anche l'autore di altre rapine in abitazione commesse sempre a Padova nel 2020.
Inoltre, secondo i poliziotti, l'uomo stava progettando un altro colpo ai danni di un professionista residente a Teolo, assieme ad un complice connazionale residente a Sondrio, anch'egli individuato nel corso delle indagini. Il 33enne moldavo, insieme ai complici, lo scorso 18 agosto fece irruzione in una villetta di via Asiago a Padova, sorprendendo l'anziano proprietario mentre stava chiudendo le finestre per l'arrivo del temporale. La banda non aveva esitato ad imbavagliare, legare e picchiare la coppia di ottantenni. Poi avevano rubato oggetti preziosi, anche la fede nuziale, un orologio, un bottino di circa 19.000 euro. Grazie alle immagini delle telecamere cittadine e private, gli agenti della squadra mobile erano risaliti all'auto della banda parcheggiata in una stazione di servizio vicino alla villa. Una Chrysler Station Wagon intestata ad un 60enne di Voma, utilizzata dal figlio 33enne moldavo. La macchina, subito dopo la rapina, si era spostata in provincia di Sondrio, parcheggiata davanti a una casa di una coppia di moldavi, genitori del complice del 33enne, che fino al 2017 avevano lavorato come giardiniere e colfa alle dipendenze proprio della coppia di anziani padovani rapinati. E proprio il figlio della coppia avrebbe dato le informazioni per mettere a segno il colpo. Vladic Paicu, il 33enne arrestato a Padova, è accusato non solo di essere il capo della banda e di aver reclutato i suoi connazionali, ma anche di aver compiuto una rapina con violenza sessuale sempre a Padova nel giugno del 2020 ai danni di una 53enne e altre 2 rapine commesse nella casa di un anziano di 75 anni a luglio dello stesso anno. Nelle ultime settimane invece il 33enne stava pedinando un noto professionista padovano, numerosi sopralluoghi documentati dai poliziotti in una zona di Teolo dove si trova la villa in cui abita. Il tentativo però è andato in fumo grazie all'intervento degli agenti. E insomma abbiamo ridetto, sottolineato la rapina drammatica, insomma ripercorso anche i fatti di quel 18 agosto in via Asiago a Padova. Ebbene, picchiati selvaggiamente il farmacista in pensione Paolo Piotto e la moglie. Proprio la vittima ci ha raccontato ai nostri microfoni di aver aiutato da bambino uno di loro. Moglie in ospedale di nuovo adesso, perché l'hanno dato, io sono farmacista, conoscendo alcuni medici mi hanno dato la possibilità di portarla a casa e ogni giorno, un giorno alterno, portarla per l'attacco, perché ha tutto l'omisoma sinistro completamente viola, ha degli ematomi spaventosi, l'hanno riempita di cazzotti da matti. Aveva rilasciato a caldo questa testimonianza ai nostri microfoni Paolo Piotto. I segni della violenza vivi su tutto il corpo 2 giorni dopo quel terribile 18 agosto. In queste ore il farmacista in pensione preferisce non fare dichiarazioni. Si limita a ringraziare la polizia. Un ispettore mi ha chiamato subito per raccontarmi dell'arresto. Tutte le dichiarazioni al termine delle indagini, spiega, aggiungendo un particolare che colpisce. E dramma nel dramma, Paolo Piotto, uno degli aggressori, lo ha riconosciuto. Nonostante fosse camuffato, gli occhi erano quelli di quel bambino che lui e la moglie avevano aiutato a rimettersi in piedi. Era un bambino, arrivava dalla Moldavia, racconta Paolo Piotto, che ricorda anche le coccole fatte al piccolo dalla moglie. Gli occhi non si dimenticano ed erano gli occhi di quel bambino quelli che picchiavano lui e la moglie, anziana e fragile in modo selvaggio, con Paolo Piotto che gridava: Ma tu hai la mamma, e se tu hai la mamma ti comporteresti in questa maniera qua, riempendo di cazzotti questa signora anziana? E questo l'hanno un po' smarrito, per questo mi è servito con un po' di prendere fiato. La colluttazione iniziale è stata terribile. Aspetta fiducioso l'esito delle indagini, il pensiero costantemente rivolto alla moglie gravemente malata che da quel trauma non riesce a riprendersi. Come Paolo Piotto, che ha guarito le botte ma continua a chiedere, come quel 20 agosto. L'anziano deve assolutamente essere protetto, difeso e dare la possibilità all'anziano di continuare una vita tranquilla, non preoccupata in questo. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria, torniamo subito con tante altre notizie di cronaca e con i nostri collegamenti dal territorio. A fra poco. Ben ritornati a Focus TG, siamo in diretta, ve lo ricordo, lo saremo fino alle 13:30 in vostra compagnia per portare a casa vostra l'informazione dal Veneto, ma anche gli approfondimenti, anche le curiosità, tanti servizi legati alla stretta attualità. Noi continuiamo ancora con la cronaca che ci porta a Vicenza, dove parliamo di sicurezza nel prossimo servizio.
Aggressivo e violento, gravato da diversi precedenti nei confronti del vicentino 41enne ritenuto responsabile per aver creato allarme sociale fra gli esercenti dei pubblici esercizi nella zona di Ponte degli Angeli, è stato disposto il divieto di accesso a tutti gli esercizi pubblici della zona per la durata di 2 anni. Il divieto si estende anche allo stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi. La violazione della misura di prevenzione può comportare la reclusione da 6 a 2 anni e una multa da 8.000 a 20.000 euro. Oltre a questo provvedimento, il questore di Vicenza ha disposto a carico di un vicentino pregiudicato di 31 anni un daspo urbano per 1 anno, vietando al soggetto l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dall'area urbana della stazione ferroviaria. Il provvedimento è stato adottato a seguito dei numerosi interventi fatti dal personale della Polizia Ferroviaria a causa della condotta tenuta dall'uomo in numerose occasioni per aver molestato e infastidito i viaggiatori dello scalo ferroviario e creato in tal modo un preoccupante allarme sociale. Ma il bilancio dei controlli interforze, che nel fine settimana si sono concentrati in diverse aree a rischio del capoluogo, tra Ponte degli Angeli, Via Rattazzi, Campomarzo e il Quadrilatero, ha portato il questore ad emettere 4 fogli di via obbligatori dal Comune di Vicenza a carico di persone gravate da precedenti penali, 5 avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale e 3 ordini di allontanamento dall'Italia nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che dovranno lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Prima di passare a altri argomenti, quindi all'attualità e ai nostri approfondimenti, guardiamo insieme i dati del report Covid, report che ci fornisce Azienda Zero, nella consueta tabella che andiamo adesso a analizzare insieme. Insomma, ci sono i dati riportati delle ultime 24 ore, siccome si tratta oggi di lunedì, quindi dati che si riferiscono alla domenica vanno presi come sempre con le pinze, perché non sono state aggiornate, non sono state lavorate tutte insomma le pratiche e tutte insomma i campioni di test che vengono normalmente lavorati invece regolarmente durante la settimana. Il delta dei casi positivi nelle ultime 24 ore dunque fa segnare un numero relativamente basso, 1378, questi i nuovi positivi intercettati. Diamo un'occhiata alla colonna accanto, i casi attualmente positivi in Veneto sono più di 63.372. Scorrendo la nostra tabella andiamo a vedere che aumentano di 29 unità i ricoveri in area non critica, mentre restano stazionarie, quindi non c'è né un aumento né una diminuzione, le terapie intensive. Purtroppo segnaliamo anche oggi il numero di vittime, in questo caso una causa Covid nelle ultime 24 ore. Questi i dati per avere una fotografia dell'andamento epidemiologico in Veneto. Adesso chiudiamo per un attimo il discorso e la pagina di cronaca, ci spostiamo a parlare di attualità, perché è stato un weekend, o meglio è stata una domenica di ottobre davvero importante per Treviso, oltre 200.000 le presenze, soddisfatto il sindaco, la città si è riempita fin dal primo mattino con però alcuni disagi per la viabilità. Cerchiamo di fare il possibile, anche se tutte queste spese, tutti questi aumenti ci mettono a volte in ginocchio, ma non molliamo e speriamo sempre in un cambiamento, perché noi siamo la felicità di queste persone, dobbiamo essere sempre presenti e sempre contenti di servire il prossimo e con un sorriso magari. La temperatura non è ancora del tutto autunnale, ma le caldarroste sono un rito irrinunciabile e Matteo Frisone, accanto al padre Orlando, è presente nella domenica trevigiana. La gente spende dove può spendere, certo che guarda, perché è normale che la gente guardi. Per cui, allora io penso che basta stare i prezzi, noi siamo molto limitati, cerchiamo di tenerli abbastanza bassi, perché se alziamo i prezzi non si vende più.
Impressioni confermate anche nel mercatino di Piazza Indipendenza. C'è parecchia gente contenta, quindi speriamo bene, dai. Ci vogliono eventi di questo tipo? Sì, ci vogliono eventi per animare la città, organizzati bene, sì, ci vogliono. L'evento è particolare, poi c'è stata anche la pandemia, quindi si ha voglia di riscoprire, di divertirsi e di stare fuori all'aperto. Questo l'umore generale in una giornata dai grandi numeri, complici tra gli altri la Tiramisu World Cup e le fiere di San Luca. Sicuramente superiamo le 200.000 presenze in città, al netto delle fiere che tra l'altro sta portando un risultato davvero importante. Sono in questo momento davanti alla loggia, ci sono 150 metri di coda per assaggiare il nostro fantastico tiramisù, la Piazza dei Signori è strapiena, le mostre stanno registrando numeri importanti. Conte che sottolinea la presenza massiccia di stranieri e l'unplane ha registrato dalle mostre inevitabili disagi. E questa grande affluenza di persone, di visitatori e di turisti porta ovviamente qualche disagio da un punto di vista di viabilità e di parcheggi, però ricordo che se vogliamo tanta gente c'è il traffico e si fa difficoltà a parcheggiare. Se non ci fosse nessuno sarebbe tutto più comodo, però francamente in questo momento preferisco vedere la città così viva. Così il sindaco, reduce a sua volta dalla mezza maratona che ha permesso a molti di godere delle bellezze della città. Una buona organizzazione, tanta gente e i percorsi sono sempre splendidi. Voi da dove venite? Venezia, Spinea in realtà. L'importante è arrivare, poi è bello correre a Treviso. Soddisfatta e tante salite che non credevo, però insomma un bellissimo percorso. Soddisfatto della prestazione? Devo ancora vedere la classifica, poi glielo dirò. Insomma, un weekend di eventi, di sorrisi, anche un po' di spensieratezza, non solo a Treviso, ad esempio Bassano è stata presa d'assalto sia sabato che domenica per la Fiera Franca d'autunno, ma in tante località del Veneto si è registrato un pienone per quello che riguarda le presenze. Però tutto questo non distoglie l'attenzione, la preoccupazione dei cittadini, delle aziende, delle amministrazioni e delle varie associazioni per quello che riguarda la tematica della crisi economica, del rincaro dei costi e dei prezzi. Aumenti energetici e calo dei consumi preoccupano ad esempio Confesercenti, che prevede in autunno il vero concreto rischio di chiusura per 400 attività vicentine. Prezzi in aumento e consumi in discesa, 400 attività vicentine a rischio chiusura. Lo scenario autunnale dipinto da Confesercenti. Gli ultimi dati Istat per la provincia di Vicenza sono molto preoccupanti. Siamo la terza città nel Veneto come città più care. Sicuramente questo è comportato dall'aumento dell'energia elettrica che nella città di Vicenza è pari quasi al 78% in più delle spese di energia. Calcoliamo che è in previsione anche un aumento nel prossimo ottobre-novembre quasi del 59%. Dati nazionali, quindi questo dato ci rende veramente la vita molto difficile per tutti i commercianti. Corre l'inflazione spinta dall'esplosione del caro bollette, un trend in crescita che vede Vicenza la terza sul podio tra le città venete dopo Verona e Padova, con un più 9% se compariamo l'indice su base annua da agosto 2021. Vai a fare la spesa è aumentato, le bollette sono aumentate in tutto per tutto, giornalmente non so dove andremo a finire. Si tira la cinghia utilizzando un po' meno il gas, un po' meno l'energia elettrica, si va a comprare dove costa anche un pochino meno, non si fanno vacanze, non si sta più a casa. Cose superflue non si comprano più, basta. Si troverà il sistema per pagare meno, consumare meno, perché se andiamo avanti effettivamente in questo modo ci sarà veramente da pensarci. Senz'altro la cena in più, il viaggio in più e l'abito in più. Panoramica dalle conseguenze pesanti su famiglie e anche sulle piccole imprese del turismo e del terziario, un effetto domino per la tenuta del sistema sociale. Calcoliamo che noi abbiamo circa 4.000 attività commerciali del turismo a Vicenza e si parla di un 10% di chiusure di queste attività, quindi circa 400 imprese. Queste 400 imprese di conseguenza molto probabilmente porteranno alla riduzione di circa 1.500 addetti. Intervento immediato al neogoverno, si chiede di mettere mano a misure per superare la crisi energetica e contenere l'inflazione. In questo momento così difficile abbiamo bisogno di un intervento molto preciso
e soprattutto per salvare le imprese. Piccola pausa pubblicitaria adesso, ritorniamo tra poco con tante voci da sentire, tanti pareri da ascoltare, i nostri servizi, i nostri approfondimenti e i collegamenti dal territorio. A fra poco. Sono le 12.30, ben ritrovati in diretta con Focus TG. Voi lo sapete che noi di Rete Veneta diamo voce, diamo spazio ai nostri cittadini, ai telespettatori, alla gente, insomma. Quindi i nostri microfoni sono e restano sempre a disposizione di tutti. Allora ascoltiamo il parere della gente sulla questione, ad esempio, delle temperature. È stato firmato, lo sappiamo, il tanto atteso piano del governo per il risparmio del gas. Ebbene, una stretta che vede dei limiti sia temporali sia anche di orario per quello che riguarda il riscaldamento. Che cosa ne pensa la gente nel prossimo servizio? Giusto? Sì, piuttosto è meglio mettere su una maglia in più e risparmiare. Se fa tanto freddo come faccio a abbassare il grado? C'è un bambino piccolo anche in casa, come faccio a abbassare il grado? Scusa un attimo. Mi dica lei, come faccio a abbassare? Se c'è un bambino che ha 5 anni, come faccio a abbassarlo? Come faccio? Per me va bene, il risparmio così è senz'altro una buona cosa. L'ho sempre abbassato io massimo 18 gradi a casa mia. Per me è una cosa che dovevo fare tutti quanti, perché con i problemi che ci sono adesso, con i costi di energia, tutte queste cose, bisogna un po' pensare sopra. Se ne obbliga. E secondo lei è giusto? Potrebbe essere questa la soluzione? No, perché penso che Iuri sia bene il caldo, se no altri ne fa morire dal freddo. Non ho la collaborazione della moglie, vuole stare al caldo. E come farà con questo grado in meno sua moglie? Non so se terrà un grado in meno. Io tenterò di farlo, lei un po' meno, in qualche maniera andiamo avanti. Che solo per le telefonate che riceviamo è un disastro, non ce la faccio più. Ieri ho detto anche una parola, ho detto scusami ma vi dico una parola, per favore. A questo punto ci si adatta a far tutto. Lei lo terrà questo grado in meno in casa se farà freddo? Sì, ma io già da mo' tenevo il grado sotto. Bevendo un po' di più non si aumentano i gradi e allora si sta bene. E noi continuiamo a tenere monitorato intanto il nostro collegamento con Mestre, che tra poco sarà pronto per l'aula bunker per parlare del crack della Popolare, ma prima ascoltiamo ancora la voce dei cittadini su altre questioni, insomma, oltre che il rincaro dei prezzi, anche la preoccupazione di questo periodo, il Covid, la guerra, le bollette alle stelle. Sentiamo. Ha paura per questo inverno? No, anche perché ho già provato, non sono tanto giovane con gli anni scorsi, quando ero giovane, insomma. Quindi ha già vissuto momenti difficili? Sì, è vero, allora non abbiamo paura di quello che viene, quando si è già vissuto quei tempi. Non bisogna avere paura di niente, perché noi non siamo niente, comanda la natura. E vendono maglioni, vendono coperte, dov'è il problema? Io ho vissuto da piccola, che sono del dopoguerra, in Friuli, e c'era la stufa in cucina, ma non c'era caldo nelle camere, non c'era niente, ci si lavava al freddo, si viveva al freddo, dov'è il problema? In ha rovinato tutti in ha rovinato. Anche i boete se andai a ste. E come si fa? No. Come mai? Mi vesto e basta. Poi c'è il pavimento a pavimento e sotto io ho i medici, allora il calore viene anche su. Io no, sono abituato a queste cose. Vedremo quando arrivano quelle bollette a 5 stelle. Ci hanno messo in croce e rimaniamo là. No, mi sono attrezzato per tempo a questa evenienza, quindi è da quando è scoppiata la guerra che insomma si sapeva dove si andava a finire, più o meno, insomma. Io non ho paura di niente, perché ormai ho un'età anch'io che tutto il tempo che passa questa corona
non corona. Alto, basso, c'è l'alto, c'è il basso, non vede come che andiamo avanti. E allora cosa devo fare io? Faccia quello che succede, cosa vuole dire? Fanno tutto loro, ripeto sempre le stesse parole, fa tutto loro. Ha paura per questo inverno, per il freddo di questo inverno? No, sono giovane e calorosa. E come detto, come annunciato, siamo pronti a collegarci in diretta dall'aula bunker di Mestre con la nostra collega Ilaria Marchiori per tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso BPV. Ilaria, buongiorno, vedo che sei in compagnia dell'avvocato, a te la linea. Di Mestre e siamo insieme all'avvocato difensore delle parti civili Michele Vettore. Questo il microfono. Ti sentiamo Ilaria, ti sentiamo. Mi dicevano dei problemi con l'audio, con la linea. Mi sentite bene allora? Ti sentiamo perfettamente. Benissimo, grazie. Dicevamo Benissimo, allora diciamo che siamo qui con l'avvocato Michele Vettore, difensore delle parti civili. Allora, avvocato, oggi è una giornata importantissima, la giornata della sentenza per quanto riguarda il crack della Banca Popolare di Vicenza, richiesta di condanna per 6 imputati, di cui 4 già condannati in primo grado, e in totale le richieste della procura consistono in quasi 32 anni totali di reclusione. Allora, avvocato, cos'è accaduto finora, cosa ci dobbiamo aspettare poi dalle prossime ore? Oggi è la giornata conclusiva, ci sono state le repliche e le controrepliche, ha iniziato a parlare il pubblico ministero, la dottoressa Cameran, sono seguite le repliche e le controrepliche delle parti civili, di alcune parti civili, e ora stanno controreplicando i difensori del dottor Zonin. Ha parlato prima l'avvocato Ambrosetti, adesso il professor Padovani. La sentenza quando potrebbe arrivare? Tardo pomeriggio? Ora lo capiremo. Presumibilmente nel pomeriggio. Adesso quando saranno terminate le controrepliche, presumo che il Presidente darà un'indicazione di massima su quello che sarà l'orario in cui verrà letto il dispositivo. Presumibilmente sarà nel pomeriggio. Lei che cosa si aspetta? Non dovrebbero esserci troppe sorprese? No, non penso. Diamo per scontato che ci sarà una conferma della sentenza di condanna di primo grado e stiamo a vedere come giudicherà la Corte d'Appello la posizione dei 2 imputati che sono stati assolti in primo grado e per cui la Procura Generale ha viceversa appellato e chiesto la condanna in secondo grado. Ecco, c'è un appunto forse, se così lo vogliamo definire, che lei si sente di fare riguardo questo processo e riguardo alcune figure che sarebbero dovute essere presenti qui o comunque parte di questo processo e che invece non si sono viste. Sì, alcune di queste figure ci riferiamo a diversi componenti del Consiglio di amministrazione, perché è inspiegabile come solamente il dottor Zonin e il dottor Zigliotto siano stati coinvolti in questo processo quando un consiglio di amministrazione agisce in via solidale. Noi come parti civili abbiamo sempre visto di cattivo grado l'impostazione accusatoria che è stata data a questo processo, quantomeno per come è stata considerata l'attività di Banca d'Italia, che avrebbe dovuto, a nostro parere, assumere un ruolo diverso e non essere persona offesa del reato. Ecco, avete sentito, questo aspetto è fondamentale da sottolineare, perché se n'era già parlato anche in passato nei mesi scorsi, avvocato, ma oggi che siamo qui ad attendere questa sentenza è importante sottolinearlo ed evidenziarlo ancora una volta. Alle mie spalle vedete anche ci sono molti dei consumatori, molte delle persone che si sono trovate loro malgrado in questa spiacevole situazione e che con tutta probabilità, ormai sembra evidente, non avranno i risarcimenti che invece dovrebbero avere, e quindi è tanta anche la rabbia, soprattutto nel sentire, avvocato, abbiamo sentito alcune delle loro voci, anche la difesa portare determinate argomentazioni da parte di chi invece ha perso quanto
appunto aveva deciso di investire. Ora se ne stanno anche andando, se ne stanno tornando a casa a bordo del pullman, probabilmente ritorneranno oppure aspetteranno la lettura della sentenza altrove. Io ringrazio l'avvocato Michele Vettore per essere stato qui con noi, ovviamente anche lei dovrà rientrare in aula. Se non ci sono altre domande dallo studio, noi continueremo a rimanere qui per sentire quale sarà la sentenza di oggi qui in aula Bunker a Mestre, e naturalmente ve ne renderemo conto nei nostri telegiornali serali. Grazie Ilaria Marchiori, grazie al tuo ospite, anche noi insomma lo ricordiamo, anzi l'occasione è propizia per un promemoria, tutti i fatti di giornata, gli approfondimenti e le notizie sviluppate con gli ultimi dettagli saranno certamente inserite nei nostri telegiornali della sera. Vi ricordo l'appuntamento con TG Bassano, con TG Vicenza e poi con il focus del nostro direttore Luigi Baciali, il talk di approfondimento di Rete Veneta in prima serata. Ebbene, noi adesso, dopo questa doverosa parentesi, questo aggiornamento sui fatti della Banca Popolare di Vicenza e insomma di questa giornata così importante, come ci ha raccontato Ilaria Marchiori, torniamo a parlare del filone che abbiamo iniziato a percorrere insieme mesi e mesi fa, quello delle difficoltà, dei rincari, dei costi, delle bollette, del caro energia, insomma tutte situazioni che hanno ripercussioni, lo vediamo, ce ne accorgiamo giornalmente. Uno dei riflessi insomma più forse significativi rappresenta l'aumento dei prezzi, una situazione che insomma le famiglie vivono quotidianamente, una situazione difficile anche per le aziende agricole. La situazione per quanto riguarda il comparto agricolo è estremamente difficile, siamo di fronte ad un allineamento di pianeti sfavorevoli per il comparto, usciamo da un'estate torrida con produzioni ridotte, l'aumento dei costi delle materie prime, del gasolio agricolo, dei fertilizzanti e delle sementi, fino ad arrivare adesso con un'inflazione estremamente importante che riguarda i consumi, riguarda le famiglie. Il dramma è che i prezzi alti pagati dal consumatore non corrispondono a pari aumenti dei prezzi ai produttori agricoli. Questo ovviamente pone in sofferenza quello che è il sistema di produzione primaria, il sistema di produzione agricola, con estrema difficoltà delle aziende agricole, perché allo stesso prezzo di vendita per quanto riguarda i produttori abbiamo aumento di costi esagerati, parliamo dal 100 al 150% di aumento dei costi. Ridurre la filiera, fare il sistema tra produttore e consumatore, questo è l'appello lanciato dalle aziende agricole. Noi ci teniamo a precisare che il lavoro agricolo è un lavoro sì che riguarda la produzione primaria, ma che ha un valore che riguarda tutta la collettività. Quello che facciamo quotidianamente è quello di preservare la biodiversità, di gestire il territorio e di garantire il mantenimento dei fossi e dei fossati, per cui tutto quello che riguarda il complesso idrogeologico, soprattutto in vista anche di un autunno-inverno come quello che deve arrivare. Chiediamo a tutti quindi solidarietà rispetto al lavoro dei produttori locali che svolgono quotidianamente nelle proprie aziende, per cui chiediamo ovviamente di comprare locale e di privilegiare i prodotti del territorio. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, tante notizie ancora da vedere, da ascoltare insieme, insomma in questa nostra lunga diretta fino alle 13:30. Ebbene, l'altro giorno oltre 2000 veneti hanno manifestato a Roma con la CGIL a un anno dall'assalto alla sede del sindacato. Il motivo, insomma, è stato chiesto anche al governo, al futuro governo, di intervenire su tematiche di stretta attualità, che sono quelle che vi raccogliamo. È stato presentato anche un decalogo di proposte per contrastare la crisi. E anche la CGIL del Veneto è qui, siamo di fronte alla sede nazionale, alla nostra sede nazionale,
per dire no a qualsiasi tipo di fascismo. Facciamo il percorso contrario rispetto a quello di un anno fa che ha portato all'assalto della nostra sede. Assieme alla segretaria regionale della CGIL, Tiziana Basso, sono partiti in 2000 dal Veneto. Lavoratori e pensionati hanno raggiunto Roma per dire no ad ogni forma di fascismo e di razzismo, ad un anno da quando, con un atto mai visto in Italia dai tempi dello squadrismo, la sede nazionale del sindacato fu devastata da gruppi di estrema destra. Il corteo del sindacato ha quindi raggiunto Piazza del Popolo. Per chiedere al nuovo governo di dare risposte alle persone che stanno male, che non arrivano più alla fine del mese. C'è un grande tema salariale, c'è il tema della precarietà. Le persone non riescono a pagare le bollette, non riescono più a vivere dignitosamente. Quindi al nuovo governo che arriverà noi stiamo anche a chiedere quale finanziaria serve. La crisi sta mettendo in discussione la tenuta stessa del nostro sistema economico. La questione sociale che sta per esplodere in Italia con milioni di persone a rischio povertà e disoccupazione sta colpendo anche il Veneto, dove a causa dell'impennata dell'inflazione lavoratori e pensionati stanno perdendo una se non due mensilità. Che devono essere risolti i problemi delle persone che rappresentiamo. Salari, precarietà, salute e sicurezza sono temi che non possono aspettare. Il nuovo governo che arriverà deve affrontarli immediatamente. Al nuovo governo la CGIL presenta un decalogo di proposte per un fisco progressivo, contro la precarietà, per la salute e sicurezza sul lavoro, l'aumento dei salari e la difesa del potere d'acquisto delle pensioni. Alterniamo insomma la voce dei sindacati, la voce dei commercianti, la voce delle amministrazioni alla voce di voi cittadini. E allora adesso ascoltiamo i vicentini, sempre più preoccupati dall'aumento di bollette di luce e gas. Ecco cosa ci dicono. Siete preoccupati? Non ancora, però sì, siamo pensionati, siamo preoccupati. Quindi preoccupati? Certo, sì, siamo in attesa della prossima, vediamo com'è. Avete già idea di come organizzarvi a casa? No, consumare meno, è una cosa più semplice. Sperate che lo Stato e il governo intervenga? Speriamo di sì, che qualche aiuto ce lo diano. Come risparmiare? No, aspetto che mi arrivi e poi ci penso. Perché non vuole, cerca di rimandare il problema. Esatto. Ha già avuto qualche bolletta aumentata? No, per ora no. È certo che sono preoccupato. Ha già avuto riscontri? No, finora no, però mi aspetto che nel prossimo futuro imminente arriveranno bollette care. Come farà? Qualcosa cercheremo di risparmiare, anche se credo che non sarà quello il grosso. E poi vedremo, risparmieremo probabilmente in qualcos'altro. Weekend, viaggi, libri, tutto quello, cene, pranzi, eccetera, eccetera. Quello che sta accadendo non lo capisce nessuno. Di conseguenza, se questo governo che verrà vuol puntare su chi va a speculare, ben venga per tutti i consumatori, perché bisogna trovare chi ne approfitta di questa situazione. Intanto lei a casa cosa fa? Paghiamo, dobbiamo pagare. È un'emergenza che fa riflettere e anche penso che impedisca quel positivo modo di pensare e di essere che il superamento magari del Covid poteva anche mettere in moto, e questo ci dimostra che il peggio non è mai morto, insomma. Non per farmi gli affari suoi, ma ce la farà lei se ci sarà un aumento così forte delle bollette? Penso di sì. Se interverrà lo Stato, secondo lei? Dovrà. Preoccupato sì, tanto per tutti, solo che io a suo tempo sono stato un po' più previdente, ho fatto un contratto col prezzo fisso e bisogna essere un attimo accorti su queste cose. Quindi adesso per il momento tira un sospiro di sollievo? Per il momento sì, ma sono preoccupato per la situazione generale. Ha già avuto qualche riscontro? No, attualmente no, perché il nostro fornitore mi dà la possibilità di vedere anche giornalmente i miei consumi. E allora io voglio dire al consumatore: tenga ben sott'occhio il contatore. No, quando arrivano non le paghiamo. E allora adesso andiamo a
Padova dalla nostra collega Valentina Visentin, perché insomma apriamo una doverosa parentesi sullo straordinario evento di ieri pomeriggio che ha visto protagonisti i pellegrini di Antonio 2022 in viaggio sulle orme del Santo dallo scorso 30 giugno, un pomeriggio di grandi emozioni, di grande partecipazione che noi di Rete Veneta abbiamo trasmesso in diretta. Ebbene, vedo collegata con noi Valentina Visentin, a cui poi chiedo di restare con noi dopo che lei stessa ci proporrà, ci introdurrà il servizio che ha confezionato, perché insomma dobbiamo parlare di tutto quello che è successo ieri. Valentina, a te la linea. Sì, buongiorno Alex, mi trovo all'interno dello studio teologico dove ieri si è conclusa la lunga diretta di Rete Veneta che ha raccontato il ritorno a Padova dei pellegrini del cammino Antonio 2022 e qui con me, oltre a padre Giancarlo Zamengo della Basilica del Santo, c'è la croce Voca Me realizzata con il legno delle imbarcazioni naufragate in Sicilia, che è stata portata ieri nell'ultimo tratto da Prato della Valle alla Basilica del Santo dai pellegrini che hanno realizzato questa impresa iniziata il 30 di giugno e conclusasi ieri dopo 3 milioni di passi e 1800 chilometri percorsi in giro per tutta Italia. Prima di ripercorrere con il servizio le emozioni di ieri, chiedo a padre Giancarlo se si aspettava così tanti pellegrini arrivati anche ieri a Padova per accompagnare nell'ultimo tratto il ritorno a casa di Sant'Antonio. È quasi un nuovo 13 giugno è stato, veramente siamo rimasti sorpresi di questa accoglienza che Sant'Antonio ha ricevuto nella sua basilica, possiamo definirlo così, come è stato riaccolto nella sua basilica dopo questo lungo viaggio che ha abbracciato tutta l'Italia dal sud al nord con 110 tappe, quindi vuol dire anche comunità incontrate, persone con le quali ha condiviso ancora una volta le fatiche, le gioie e le speranze della vita. Ecco, prima poi di parlare del messaggio attuale di Sant'Antonio, ripercorriamo con il servizio di ieri le emozioni vissute in diretta. Sono le 14.45 quando i pellegrini con le loro maglie arancioni percorrono i passi che li portano alla chiesa di San Leopoldo. L'arrivo è l'inizio dell'ultimo tratto del cammino sulle orme di Sant'Antonio, iniziato lo scorso 30 giugno a Capo Milazzo in Sicilia. 1800 chilometri percorsi in 103 giorni, 3 milioni di passi, 9 regioni attraversate, centinaia e centinaia di pellegrini che si sono uniti per affrontare alcune tappe del cammino, lo stesso che fece Sant'Antonio 800 anni fa, dopo la sua svolta francescana e che lo portò a Padova. Ad attendere i pellegrini tanti camminatori da tutta Italia. Quello che mi ha, devo dire, emozionato di più è vedere tanta gente sì che camminava, ma anche con una devozione molto particolare alla reliquia. Io avevo la grazia di portare la reliquia, gente che si accostava semplicemente per toccarla con un senso di devozione molto grande, per cui lì davvero la sensazione che Antonio sta tornando a casa sua, ecco, questo è stato molto bello. L'ultima tappa iniziata domenica mattina a Monselice. Padre Roberto Brandinelli, ministro provinciale della provincia italiana di Sant'Antonio, ha portato lo zaino con la reliquia ex ossibus del santo che ha viaggiato per tutta Italia. Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, ha seguito in diretta camminando insieme ai circa 350 pellegrini nell'ultimo tratto fino a Prato della Valle e poi in Basilica. È un'emozione grande perché insomma sono tanto tempo, sono 3 mesi abbondanti e poi è emozionante arrivarci così con tutte queste persone dalla Sicilia, Calabria, Basilicata, tanti volti noti, delle persone che magari ci hanno conosciuto anche attraverso le dirette che avete mandato in onda o i social media, quindi che si avvicinano conoscendoci già e ancora non abbiamo salutato tutti, vedo passare persone che non abbiamo ancora fatto in tempo a... Insomma, arrivare così è impagabile. L'emozione grande di Alberto Friso, Giannino Scanferla e Giorgio Leitao, i 3 camminatori che hanno fatto tutto il percorso integralmente e che da Prato della Valle al Santo hanno portato la croce del naufragio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
In Basilica 800 persone hanno festeggiato il ritorno a casa di Antonio e dei pellegrini con una celebrazione presieduta dal Cardinal Gambetti, che ha ricordato gli 800 anni dalla prima predica di Sant'Antonio da frate francescano. Poi la croce del naufragio, realizzata con i legni delle navi naufragate in Sicilia, è stata portata ed esposta nello studio teologico in Basilica per la mostra La voce del miracolo, espressioni del contemporaneo, che resterà aperta fino a domenica 23 ottobre. Visentin e dal suo ospite, dopo aver visto questo servizio che ha raccontato le emozioni e i fatti di una domenica indimenticabile. Emozioni sì, e tantissima gente, perché come dicevamo con padre Giancarlo, il messaggio di Antonio, che naufragò nel 1221 sulle coste della Sicilia e poi intraprese il suo lungo cammino che lo portò prima a incontrare San Francesco d'Assisi e poi a Padova, è un messaggio più che mai attuale di unione, perché abbiamo visto che proprio la capacità di Sant'Antonio è quella di unire le comunità, i popoli. Sì, Sant'Antonio ne ha 800 anni fa ha portato un messaggio di speranza in una realtà, pensiamo anche a quella di Padova, dove i poveri, dove le persone che subivano usura, che subivano la violenza e la tirannia di Ezzelino da Romano, si trovavano ad affrontare veramente una situazione drammatica. Se ci pensiamo anche ai nostri giorni, abbiamo tanti drammi dentro le nostre case, dentro le nostre famiglie, in questa nostra società, in questo nostro mondo, e abbiamo più che mai bisogno di segnali di speranza, e sappiamo che in questo cammino non siamo soli, perché Sant'Antonio, come amico, compagno di viaggio, ci aiuta a guardare avanti, anche condividendo gli uni gli altri quello che siamo, quello che abbiamo, quindi anche un messaggio di solidarietà, di condivisione, di amore. È il messaggio del Vangelo di Gesù che viene reso attuale oggi anche attraverso questi cammini, questa presenza anche di noi frati accanto alle persone. È stato proprio bello ieri vedere quante persone si sono unite per percorrere l'ultimo tratto, che poi ha portato, abbiamo fatto anche noi a piedi l'ultimo tratto, e siamo arrivati qui in Basilica per la messa, che poi ha visto protagonisti sull'altare proprio i pellegrini che hanno compiuto i 1800 chilometri da Capomilazzo a Padova. Ce ne sono stati due in particolare che quei chilometri li hanno fatti per davvero tutti, e quindi anche ieri è stato un giusto riconoscimento nei loro riguardi, e oltre al resto hanno portato con loro sulle loro spalle più di 8.000 preghiere che sono state consegnate durante l'incontro con le più di 100 comunità, tappa per tappa, preghiere che sono state portate alla tomba del Santo. E allora Alex, dallo studio teologico della Basilica di Sant'Antonio è tutto, io ti restituisco la linea allo studio e come bagaglio vi lasciamo le tante emozioni che ieri abbiamo raccolto in una giornata dedicata ad Antonio. Grazie a Valentina Visentini, grazie al suo ospite, insomma un bagaglio che portiamo volentieri dentro di noi, perché è stato un bagaglio di straordinarie emozioni, un successo di ascolti per Rete Veneta. Un ringraziamento particolare all'impeccabile regia di Fabio Verin anche in questa occasione. Noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, il nostro ultimo break pubblicitario, poi rientriamo perché dobbiamo continuare a parlare del discorso caro bollette, ascoltare nuove storie e dare voce ancora ai cittadini, ma c'è cultura, spettacolo, altre notizie di cronaca, tutto questo dopo la pubblicità. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, abbiamo ancora poco meno di mezz'ora da trascorrere in compagnia, ma sono ancora tante le cose da vedere e da dire. Ha fatto ad esempio molto scalpore in città l'annuncio della diocesi di Padova, che ha scelto per razionare i costi di chiudere il cinema MPX. L'ultima sala a resistere nel centro storico della città è il Cinema Lux. A gestirlo è Ezio Leoni.
è davvero insomma una chiusura dietro l'altra, non siamo più al cinema. Che cosa sta succedendo? Capirà una sala Netflix e tutti saremo contenti, nel senso che ormai il lavoro che si fa per portare la gente al cinema è costante, però il lavoro alle spalle che c'è per dimostrare che si può vivere senza cinema è altrettanto forte. È uscito a Venezia un film, come esempio, un film molto bello che si chiamava Argentina 1900, e questo qui non uscirà in sala, tutti entusiasti, uscirà solo su Netflix. La battaglia più grossa è quella, e poi l'altra battaglia in questo momento è il caro prezzi, perché stanno aumentando tutto, l'energia elettrica, il calore. Vedremo cosa fare. Alcune sale hanno proposto di portarsi la coperta al cinema perché bisogna tenere bassa la temperatura, però bisogna anche sopravvivere, quindi è sicuramente una battaglia. Noi come Circolo, io sono il presidente del Circolo Tycoon, noi lavoriamo da tanto su questa linea di essere energetici, risparmiatori e di fare una programmazione che tocchi le persone non solo sul commerciale ma sul culturale. Qualche risposta l'abbiamo avuta. A noi ci hanno chiesto: se chiudete anche voi? No. No, per adesso non chiudiamo, abbiamo fatto un po' di gruzzolo in questi mesi, mettendo via, risparmiando, non guardiamo le bollette fino a che non dobbiamo, finché la banca le paga, quando sapremo di essere in rosso, non ci preoccupiamo. La cosa bella è la risposta del pubblico. 80 persone in sala anche domenica, racconta Fiero Leoni, che continua a proporre come Circolo rassegna teme, serate, ingresso gratuito, e sull'MPX di via Bonporti. A me è piaciuto tantissimo dell'MPX, perché perdere una sala è sempre perdere un pezzo di città, e io pensavo che fossero riusciti a tenere almeno una aperta, perché il problema sono le multisale hanno ancora più costi. A causa dell'inflazione nel 2022 i veneti perderanno 8 miliardi e 300 milioni di euro di risparmi. Il calcolo è della CGA di Mestre. Alimentata dal caro energia, l'inflazione sta erodendo gli risparmi anche delle famiglie venete. 8 miliardi e 300 milioni di euro è quanto, secondo i calcoli dell'ufficio studi della CGA di Mestre, perdono i risparmi dei veneti a causa di una crescita dell'inflazione stimata per il 2022 all'8%, che genera una drastica decurtazione della dimensione economica reale del deposito bancario. Certo, una piccolissima parte di questa perdita di potere d'acquisto verrà compensata dall'aumento degli interessi sui depositi, ma il conto da pagare rimane pesantissimo e colpisce maggiormente le famiglie meno abbienti. Le famiglie più penalizzate in Veneto sono a Padova, Verona e Treviso. A Padova si registra una perdita di potere d'acquisto pari a 1 miliardo e 600 milioni di euro. Treviso è poco sotto, 1 miliardo e 570 milioni. A Venezia la perdita è, per così dire, più contenuta, 1 miliardo e 320 mila milioni. Bisogna sterilizzare l'aumento del prezzo del gas prima che sia troppo tardi, altrimenti, tra le altre cose, rischiamo un crollo dei consumi che costringerà molte imprese a chiudere definitivamente, anche perché fiaccate da bollette sempre più care. Anche lo Stato patisce l'inflazione, ma nel frattempo l'incremento del gettito riscosso è stato sostanzioso. Nei primi 8 mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, le entrate tributarie erariali sono infatti aumentate di oltre 40 miliardi e mezzo di euro. Merito, secondo la CGA, del decreto rilancio e del decreto agosto, ma in particolar modo degli incrementi dei prezzi al consumo che hanno spinto verso l'alto il gettito dell'IVA. Voltiamo pagina adesso, cambiamo argomento, parliamo di case di riposo. Il PD punta il dito sulla situazione delle case di riposo e incalza la Regione Veneto chiedendo una riforma immediata per le IPAB. Le rette sono alle stelle, è sempre più difficile far quadrare i conti e fornire agli ospiti e alle famiglie un servizio adeguato. Le case di riposo entrano nel mirino della politica e il PD, per voce del capogruppo in Consiglio regionale Giacomo Possamai, punta il dito sulla situazione delle IPAB in Veneto. Il Veneto è in ritardo di oltre 20 anni sulla legge di riforma delle IPAB ed è per questo che oggi il Veneto sta soffrendo più degli altri la drammatica situazione delle case di riposo. In tutta Italia le case di riposo soffrono per gli aumenti dei costi dell'energia, per l'inflazione, e questo poi va a toccare le rette che le famiglie si trovano a pagare, ma in Veneto la situazione è peggiore. Per il PD le responsabilità sono molto chiare.
In questi 20 anni la Regione non ha fatto la riforma, non ha messo le IPAB nelle condizioni di operare e quindi le ha messe in difficoltà prima che arrivasse questa burrasca. Ecco il messaggio per chi governa la Regione, per chi gestisce il sociale. La richiesta forte che facciamo alla Regione Veneto è di intervenire subito, da un lato con la legge di riforma che da troppo tempo stiamo aspettando e dall'altro con aiuti e sostegni alle IPAB e alle RSA. Pensate che dal 2009 ad oggi, a causa della mancata rivalutazione delle impegnative di residenzialità, i cittadini già pagano oltre 400 euro in più le rette e il rischio è che queste rette salgano ancora. Non si può più aspettare e chiediamo un intervento urgente alla Regione, ovviamente insieme a quello che deve fare lo Stato. Restiamo nel Bassanese, per l'esattezza insomma ci spostiamo a Rossano Veneto per parlare di una scuola DADA, è una scuola che proietta alunni e insegnanti nel futuro, primo caso assoluto nel Bassanese. Un giorno speciale per l'Istituto Comprensivo Gianni Rodari di Rossano Veneto. Lo è stato e lo sarà per gli alunni, per le famiglie, per i docenti e per tutta la comunità. Dopo un percorso iniziato circa un anno fa è stata infatti inaugurata ufficialmente la scuola DADA. Il progetto DADA consiste nell'adesione a un modello di organizzazione didattica in cui ai docenti viene assegnata un'aula per la loro materia, gli studenti si muovono durante le lezioni. Nella nostra scuola il movimento viene agevolato da una distribuzione delle materie per dipartimenti sui piani dell'edificio, dalla presenza di armadietti e da un orario scolastico modulare organizzato ogni 2 settimane. La vera sostanza è che adesso si potranno sperimentare metodologie didattiche alternative, laboratoriali, collaborative, innovative e i docenti potranno creare il setting perfetto nell'aula che loro stessi, insieme con gli alunni, avranno personalizzato. Siamo veramente orgogliosi di poter dire che la nostra scuola è ancora una scuola innovativa. È un progetto che all'inizio sembrava un po' difficile da attuare e invece con la determinazione della nostra dirigente e il coinvolgimento di tutto l'istituto siamo riusciti a inaugurare oggi il nuovo progetto. Come sindaco sono soddisfatta perché la scuola di Rossano si sta ponendo fra le scuole migliori dal punto di vista dell'offerta didattica di tutto il comprensorio. Questo è solo l'inizio per un grande futuro di innovazione della nostra scuola. Una scuola del futuro che è già presente. E ancora una volta Rossano, mi viene da dire, è avanti rispetto all'innovazione scolastica con questo nuovo progetto. E adesso andiamo a parlare di siccità, perché è stata un'estate calda, appunto siccitosa, quella che ci siamo appena lasciati alle spalle. Un'emergenza che però non è del tutto superata. Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile Giampaolo Bottacin. La lunga estate della siccità in noi non è ancora finita. Come sta la nostra regione da questo punto di vista? Diciamo che abbiamo registrato precipitazioni piovose molto basse, le annualità che possono essere paragonate a questa, anche se non con questa gravità, sono state per esempio il 2017, il 2003 ancora peggio e quindi è un anno che oggettivamente è stato caratterizzato da precipitazioni storicamente molto basse. Stiamo recuperando, nel senso che a settembre ha piovuto nella media rispetto agli anni precedenti, però manca anche tutto quello che è mancato nei mesi precedenti, maggio, giugno, luglio, agosto. E quindi le falde si sono abbassate, i corsi d'acqua hanno subito tutta una serie di conseguenze anche sugli aspetti relativi alla fauna e alla flora e quindi in termini ambientali. I laghi sono stati svuotati con tutto quello che ne consegue anche nella produzione di energia idroelettrica, guarda caso da fonte rinnovabili. Insomma, tutta una serie di problematiche che ovviamente abbiamo dovuto affrontare il cuneo salino e che sono ancora presenti e che hanno creato tutta una serie di problematiche anche per esempio al mondo dell'agricoltura. Spesso non ci si pensa, ma l'acqua è fondamentale in modo particolare per l'agricoltura e anche ai servizi idrici integrati, quindi gli acquedotti. E tutti questi problemi adesso piano piano con l'aumento delle precipitazioni piovose si sta un po' recuperando, anche se avevamo messo in campo tutta una serie di azioni. Io mi auguro, spero che la pioggia che non è venuta prima venga, ma che non venga tutta in pochi giorni, perché altrimenti potremmo trovarci di fronte a situazioni complesse come purtroppo abbiamo vissuto in passato. Io sono stato nelle Marche e se sono confermati i dati che mi hanno riferito,
Capisco che nella percezione della gente sia difficile parlare in termini tecnici, ma posso assicurare che mi hanno detto hanno registrato 400 mm di precipitazioni in 2 ore. Se questo fosse vero sarebbe una quantità veramente rilevante, e per quanto tu possa mantenere, pulire e sistemare i corsi d'acqua, sono quantitativi veramente rilevantissimi. Basti pensare che con Vaia abbiamo registrato 715 mm, ma in un giorno, non in 2 ore. Continuiamo a parlare di siccità, ci spostiamo a Padova perché le fontane padovane restano spente. Anche se l'acqua ora nei fiumi c'è, questo non significa che gli effetti della siccità siano finiti. I livelli dei fiumi padovani sono sotto le portate medie stagionali del 60%, ha spiegato il vice sindaco di Padova Andrea Micalizzi dopo un incontro nei giorni scorsi del tavolo sulla siccità con il Genio Civile, il Consorzio Bacchiglione e i tecnici di Acegas APS. Il Brenta stesso è acqua che è per 1,5 chilometri sul tratto dopo Limena, è completamente stagnante, ma è assolutamente in secca, così come problemi li registriamo anche sul Bacchiglione. Dobbiamo vigilare, mantenere alto l'attenzione su questa situazione, perché se l'inverno non sarà un inverno piovoso, non sarà un inverno con nevicate in montagna, noi la siccità e i problemi che abbiamo avuto quest'estate nel luglio-agosto potremo averli molto prima, già in marzo-aprile. Se le piogge non saranno copiose in autunno ed inverno, si rischia di rivedere la siccità già in primavera, perché la situazione di partenza dei fiumi è davvero critica. Per questo al momento rimane ancora in vigore l'ordinanza che vieta l'accensione delle fontane cittadine. Per evitare la carenza d'acqua bisogna mettere in campo tutte le soluzioni possibili, ha detto Micalizzi. Risparmio della risorsa idrica sia per gli enti di gestione del territorio, ma anche i cittadini che utilizzano l'acqua. E l'altro invece è quello di trovare insieme agli enti di governo un nuovo equilibrio che tenga conto anche di quello che i cambiamenti climatici stanno portando in città, perché noi non possiamo permetterci assolutamente che luoghi fondamentali come i nostri canali, i nostri fiumi, che servono a preservare lo stato di salute igienico-sanitaria della città, a preservare luoghi di salute, ma anche alcuni settori dell'attività e del lavoro della nostra città, ma sono anche l'anima di Padova, possano in qualche modo andare in situazioni di gravità per effetto della siccità. La riforma della giustizia del 2012 è da riformare, scusate il gioco di parole, ma questo è quello che chiede il Consiglio regionale, che ha nel mirino anche la riapertura del Tribunale di Bassano. Riformare la riforma sui tribunali del 2012 per riaprire le sedi giudiziarie soppresse, compresa quella di Bassano. Lo chiede il Consiglio regionale del Veneto con una risoluzione che dà nuova linfa alla battaglia della Pedemontana per riavere il suo tribunale. Il Consiglio regionale, su mia proposta, ha approvato una mozione all'unanimità dove, assieme ad altre 6 regioni d'Italia, andiamo ad appoggiare quello che è un disegno di legge che è già stato analizzato nella passata legislatura, ma che quasi sicuramente continuerà il suo corso anche nella prossima, in quanto c'è l'idea, in maniera bipartisan, di rivedere la riforma fatta nel 2012, che ha visto anche la chiusura di importanti presidi giudiziari del nostro territorio, uno su tutti il Tribunale di Bassano. Certo, Bassano non riavrà il suo tribunale domattina, ma questo provvedimento è, come si suol dire, un piede nella porta, perché pare che il prossimo esecutivo sia disposto a rivedere quel che è stato fatto in passato. Con questo non vuol dire che domani mattina riaprirà il Tribunale di Bassano, magari, però ci teniamo le porte aperte nel caso in cui lo Stato, il Governo, intenda rivedere quella riforma fatta nel 2012 per fare delle opportune valutazioni come Regione del Veneto, assieme allo Stato, le categorie economiche e gli ordini professionali, su cosa fare del Tribunale di Bassano, dell'immobile che oggi abbiamo, perché ormai sono passati 10 anni e quell'immobile è chiuso nonostante importanti investimenti da parte dello Stato. La riforma che ha falciato i tribunali ritenuti minori ha anche lasciato enormi buchi nell'assetto della giustizia, con notevoli ripercussioni tanto sui cittadini quanto sui professionisti. Era stata venduta come una riforma che doveva migliorare i tempi della giustizia e l'efficienza
ovviamente della giustizia italiana, però ahimè abbiamo visto la chiusura di tante sedi giudiziarie e pochi risultati in termini di tempistica ed efficienza. Quindi ci auguriamo, visto che insomma il territorio ha fatto una grande battaglia, che si possa riaprire una discussione facendo le opportune valutazioni. Restiamo a Bassano e parliamo del quartiere San Michele. Da qualche mese sono iniziati i lavori di costruzione di nuovi edifici, ma i residenti sono preoccupati. Scopriamo perché. La prima che andrà sotto acqua sarà sicuramente questa abitazione qua. Sott'acqua, questo un déjà vu per le abitazioni di via Giovanni Fattori. È già successo nel 95, nel 97 e nel 98 che questa zona qua è andata sotto acqua. Residenti che ad ogni pioggia fanno i conti con possibili allagamenti, ma soprattutto residenti preoccupati per la costruzione di nuovi edifici nel quartiere che aggraverebbero ancora di più, secondo i cittadini, il già difficile smaltimento dell'acqua piovana, ancorato ad oggi da alcune zone di depressione del terreno. Questa zona dove c'è questa depressione naturale, questa depressione serve, diremo così, quando ci sono grossi eventi meteorici, quindi pioggia copiosa, serve da vaso di espansione naturalmente, perché vengono allagati e di conseguenza l'acqua non arriva alla tubazione. C'è una depressione qua, come anche una depressione sul lato lungo del campo sportivo a nord. Depressioni del terreno che funzionano come veri e propri vasi di espansione, salvando il quartiere San Michele da allagamenti rovinosi. Ecco, anche qua era presente una depressione che anche questa faceva da vaso di espansione, di conseguenza nei momenti di molta pioggia aiutava, diremo così, a conservare l'acqua e poi smaltirla piano piano. Adesso con la lottizzazione questo non sarà più, diremo così, un vaso di espansione, ma viceversa sarà un contributo ulteriore all'acqua. Un vaso di espansione che proteggeva il quartiere San Michele, ma che a causa dei lavori di lottizzazione potrebbe diventare, a detta dei residenti, una vera e propria fonte di pericolo. Per dimensionare le vasche hanno detto che è permeabile, di conseguenza le hanno sottodimensionate, mentre per quanto riguarda, diremo così, l'alzo delle quote hanno detto che per ragioni di sicurezza, ma loro sicurezza, si alzeranno di circa 1,40 m. Se voi vedete quell'abitazione là in fondo è 1,81 m più alta di quell'abitazione lì. E questo è l'appello all'amministrazione comunale. Noi non chiediamo che venga fermato, che venga abbattuto e che venga annullato tutto. È chiaro, non si può, è praticamente impossibile. Però ci sono delle possibilità per fare le cose fatte bene. A Palazzo Fincati, storico edificio di Santa Caterina di Lusiana Conco, è esposta una copia della Sacra Sintone. Palazzo Fincati a Santa Caterina di Lusiana Conco ospita sino alla fine di ottobre una copia della Sacra Sindone, la cui originale è esposta a Torino. Una mostra suggestiva voluta dalla locale parrocchia e dal Circolo Palazzo Fincati, che da anni si occupa della divulgazione storico-culturale del territorio in occasione delle celebrazioni della Sacra Spina, reliquia conservata nella chiesa di Santa Caterina. Quello proposto nella frazione di Lusiana Conco vuole essere un invito a fermarsi e riflettere, al di là del credo o della convinzione religiosa. Una mostra che fa pensare, di fronte alla quale chi viene a vedere non può e non riesce a rimanere indifferente. Gli agnostici, i credenti, i creduloni, gli scienziati, i detrattori, tutti non rimangono senza essere impressionati da ciò che rappresenta la Sindone di Torino. La copia della Sacra Sindone si può visitare tutti i giorni e Adriano Pozza lancia un forte messaggio alla condivisione. Io invito i paesani che sono così restii, così chiusi in casa, finché non viene la neve, venite a vedere la mostra della Sindone, rimarrete estasiati perché non lascia indifferenti la visita e la conoscenza di questo telo. Parliamo adesso di relazioni disfunzionali, così gli esperti chiamano le storie d'amore che non funzionano e che finiscono magari in violenza, se non purtroppo in tragedia.
Diciamo che il tema della violenza di coppia è un tema che per certi aspetti attraversa tutte le epoche. In questo periodo storico, fortunatamente si inizia a riconoscere un po' di più, a parlarne un po' di più, e assume queste forme che vengono appunto anche poi diffuse e riconosciute mediaticamente, che ci colpiscono molto e che ci permettono forse più che in passato di interrogarci su quelle che sono le sue matrici e le sue cause. Uno dei temi che dobbiamo focalizzare è proprio questo. In molti casi le violenze di coppia, le violenze di genere in particolare, erano una costante delle generazioni precedenti, ma non se ne parlava, venivano normalizzate culturalmente. Adesso fortunatamente si inizia a parlarne maggiormente, inizia a essere considerato non più normale che ci siano abusi o violenze all'interno delle coppie, e anche se comunque siamo ancora molto indietro da questo punto di vista, si fa ancora molta fatica a parlarne, c'è più consapevolezza, ci interroghiamo di più su quelle che sono le determinanti sociali, culturali, e che poi possono portare appunto a costruire pattern relazionali disfunzionali come quelli appunto che vediamo in situazioni di questo tipo, che finiscono poi purtroppo in cronaca nera. Il messaggio più importante in questi casi è riconoscere immediatamente questi pattern e anche cercare di costruire una rete di supporto nelle relazioni degli altri. Uno dei temi fondamentali è che noi ci vergogniamo di parlare delle dinamiche violente all'interno delle coppie e ammettere che qualcosa non funziona o non funziona in me se dico che nella mia coppia ci sono dinamiche di questo tipo. Ecco, dobbiamo prendere il coraggio di dirci che invece è normale parlarne, è giusto, doveroso, è un atto di cura verso se stessi, fermare e interrompere i percorsi di violenza che possono portare ad escalation di questo tipo. Anche a livello sociale, anche le famiglie devono stare un po' attente a quello che succede, gli amici, i vicini, le famiglie. Noi tendiamo a essere un po' pudichi rispetto a questo. Se vediamo che c'è la coppia nell'appartamento accanto che litiga sempre violentemente, tendiamo a farci i fatti nostri. Questo spesso va a validare, legittimare il proseguo delle violenze, va a far mancare una funzione sociale di curarci tra di noi reciprocamente quando vediamo che qualcosa non va più bene. 1 migliaio di persone ieri al cimitero monumentale delle vittime del Vajont per commemorare i 59 anni dal disastro che cancellò Longarone e distrusse Erto e Casso. Le nostre spalle l'ingresso del cimitero monumentale delle vittime del Vajont. È qui che oggi si celebra il 59esimo anniversario della tragedia, è qui che oggi si perpetua la memoria di quel disastro. 1 migliaio di persone, in testa le associazioni di volontariato con i loro vessilli, gonfaloni dei comuni della provincia di Belluno e delle città che hanno stretto un forte legame con Longarone, come Bagni di Lucca, città che accolse i bambini sopravvissuti alla tragedia del Vajont. Silenzio e commozione stamattina davanti all'altare del cimitero monumentale delle vittime del Vajont per la commemorazione religiosa del 59esimo anniversario del disastro che cambiò il volto a un'intera comunità. Tutto di ciò che siamo e abbiamo è una parola che può rimanere muta se non la accogliamo, può rimanere inutile se guardiamo ad altro. Il vescovo Renato Marangoni, dal luogo, che parla profondamente di una travagliata memoria, di dolore e di affetti, offre molteplici spunti di riflessione suggeriti dalle sacre letture e dal Vangelo. Questa parola ci parla di una sofferenza reale che c'è nel mondo, con cui veniamo a confronto, in cui ci imbattiamo, con cui lottiamo. Per noi si tratta di irragionevole e immotivata sofferenza. La soffriamo sempre ed è quasi una violenza. La viviamo, la sentiamo, la sofferenza, il male, come un attentato al bene della vita. Il raccoglimento, la preghiera innalzata alla vita per guarire da quell'intenso male che ha lacerato intere popolazioni, il ricordo dei superstiti. Sono consci i superstiti della tragicissima fine di tutte le vittime che ci sono state e molti di voi sono testimoni del faticoso percorso che ne è seguito, di una vita sociale e comunitaria difficile da riscattare. E allora siamo qui come Naaman il Siro a cercare guarigione, purificazione e vita.
La vita sia bene di tutti in giustizia e verità, ha detto il Vescovo, perché occorre il coraggio di tornare e di dire grazie con la coerenza dei fatti per superare le situazioni difficili, per fuggire dalla tentazione di chiudersi e di incatenarsi. E adesso siamo in chiusura, prima di salutarci però riepiloghiamo i dati Covid delle ultime 24 ore guardando insieme il report di Azienda Zero, ricordando che si tratta di rilevazioni che fanno riferimento alla domenica, quindi sono rilevazioni parziali. Il delta dei casi positivi, quindi i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, fa segnare un più 1378 casi. Gli attualmente positivi in Veneto, lo abbiamo visto anche prima, sono più di 63.372. Una purtroppo la vittima da Covid in queste ultime 24 ore, invece per quello che attiene le ospedalizzazioni e il numero di terapie intensive, questi sono i dati, più 29 ricoveri in area non intensiva e invece invariate appunto le terapie intensive. È tutto per questa edizione di Focus TG, ringrazio dalla regia Fabio Verin, vi do appuntamento puntuali alle 12 domani.